poi andavamo sovente ai zini, tutti i luni, perché i commercianti saranno a Romagna dopo mezzogiorno e un luni, così stanno in commercio, panettieri, tutto il mondo. E partiamo poi con Michele Chiocca e Olmetta, tra una barca, e partiamo la mattina a buon'ora, andavamo a pescare pesce quanto ce ne voleva. E una volta eravamo andati, me ne venga a Nantall'Isoli, e a Nantall'Isoli non c'è mica acqua, acqua dolce, ma i da sappiano i partiti, c'erano due americane piene di 30 litri d'acqua dolce e codavano Nantall'Isola. E là giunge Michele Chiocca verso 8 ore, la barca piena pesce, c'era cicali di mare, c'era arbusti, c'era di tutto. E domandammo a Rocco Velippo, in Torrocchetto, o proprio di Daniela dell'Olio, domandammo arrivavo già messa per casa per la faceva buona. Allora c'era una pagliola, tutto era pronto, ha preso il pesce, ha scelto il pesce, non c'era mica arresciato come una cosa, i pedali tirano in dritto e facevano il reveno. E ieri unghie dico, o entra voglia vestere da mica savona. Dice, perché? È il rocchetto che la faccia. Dice, dico, ma a te vera, le mavarisce da fare, per una bottiglia di pasticcio che era con l'altro, orro. Tanto in tanto c'è un poco, cerca di rinfrescati. Ah, Rocco, pasticcio, ma capito, erano abituati. Ha detto, entra voglia vestere salata e savona, più bie, più voglia vestere la buona. Allora dopo poi mangiarla, non mangiando tutti i piatti da fare, ti diamo una vita di pane, trampamo in dentro la voglia versa e mangiamo, era più buona di tutte le voglie versa. E qui dopo tu tagliavo delle mangiasse due zini o una cigala di mare, la cigala la mezz'aia in due, la garra è più fine, più buona che l'argusta, la cigala di mare, o un'argusta o una mostela, c'è tutto volevi. E passiamo, qui si parla di vessa, un altro luni, quando era nei vesti dei Natali, tanto c'era tutti i macedati da qui, c'erano i centonari di caprette da indietro piccati, qui, a vari, venivano tutti i caspi da indietro di capretta, ma perché comprare per Natale non c'era neanche grande selfassi come dice, tanto c'era partivecchio. E noi pedammo un andietto, un treo, spedato ben sicuro, pronto, lo portammo là e c'era un brocco, ha preparato un brocco, ha di pollo, ha preparato un brocco, feravamo un brocco, arrostiamo, a tutto il mondo mangiava. C'era Gabriele, di Messi Ceccaldi, quando io facevo così, capisco subito perché è un po' fermo, quando gli faccio così, hai capito? O allora, dopo Natale, bello de gattetto, ma tutti i luni erano 30-40 in tutto. C'era tutti gli amici, erano diversi. E agli oriti, quando non si parla di chitarra partivecchio, ha detto, giornate così a bordo del mare non ne passiamo più. E pochi saranno quelli che passeranno le giornate così. Per i menù che noi facevamo, pensa, due barche piene a pesce, fagattetta e zini. Allora, un segreto del Rocco, ritenelo questo qui. Quando l'acqua budia, quando budai la voglia versa, buglia, versa, e dopo dare 3 zini, mica di più 3 zini, la pria, in Italia e gli taglia un rosso una zina e una voglia versa, 3. La voglia versa taglia un gusto di liota. E poi, deliziosamente, delicata era. Mica 4 minuti perché dopo a forza di liota mazzina è terribile, non pare mica, ma soprattutto quando è da gocci perde un poco più di forza.